Buonasera, sono Isabella Tosatto, responsabile Education in Confindustria Vicenza. Coordino l'attività della Commissione Scuola, che è composta da manager e imprenditori che solitamente in questo periodo dell'anno andavano nelle scuole superiori della provincia per un'attività di orientamento con le classi quinte. Orientamento per gli studenti per la scelta per il loro futuro, sia essa lavorativa che invece di completamento della formazione con la formazione terziaria, universitaria o del sistema ITS. Io oggi vi parlo del sistema ITS. Mi aiuto con delle slide che abbiamo predisposto per cercare di essere il più chiaro possibile. Allora, che cos'è il sistema ITS? Sono nati più di 10 anni fa, sono gli istituti tecnici superiori, solitamente sviluppano, diciamo così, un percorso tecnico molto più pragmatico, se vogliamo, ad un percorso universitario. Le differenze principali quali sono? Sono innanzitutto che un ITS si realizza in 2 anni, quindi è un percorso più veloce, più snello, e poi, se vogliamo, per chi non è predisposto per uno studio prettamente sui libri, con l'ITS ha l'opportunità di fare quasi il 50% del percorso in azienda, perché si realizza tramite stage o tirocini, alcuni dei quali possono essere anche all'estero. Vedete che abbiamo riportato gli ITS che sono presenti nel Veneto. In Italia ce ne sono più di 60-70 di fondazioni, questi sono quelli presenti nel Veneto. Per i dettagli però vi lascio che vi colleghiate ai singoli, diciamo, siti dei vari istituti. Quello che a me interessava questa sera, così illustrarvi, sono un po' i vantaggi di un percorso di ITS. Allora, può essere utile per chi? Beh, innanzitutto per chi magari ha capito e ha realizzato che il percorso delle scuole superiori scelto non era perfettamente in linea con le proprie predisposizioni. Qui potrebbe rimediare, diciamo così, o comunque modificare il proprio percorso, la propria formazione in modo anche molto snello e veloce, perché in un paio d'anni si riesce a, diciamo così, completare la formazione. Secondo, potrebbe essere un percorso idoneo appunto per chi, dicevo, ha una predisposizione ad un apprendimento più pragmatico e meno teorico. E poi, a mio avviso, potrebbe essere anche interessante per chi vuole, oltre, finché, diciamo così, fa un percorso di studio, anche riuscire a guadagnare qualche soldo. Perché spesso e volentieri le aziende che accolgono gli studenti in tirocinio propongono un contratto di apprendistato di terzo livello. Che cos'è un contratto di apprendistato? È un vero e proprio contratto di lavoro che si realizza, diciamo, con il conseguimento del titolo. Quindi, per l'ultimo anno, finché io studio, posso anche, diciamo, ottenere un piccolo stipendio. Inoltre, il 96% degli studenti che frequentano gli ITS sono solitamente assunti dalle aziende nelle quali hanno fatto il tirocinio. Vi abbiamo indicato qui alcuni link utili, vedi ITS Academy Veneto, dove sono, dicevo, riepilogati tutti gli ITS presenti del Veneto, molti di loro hanno una sede anche a Vicenza, in provincia di Vicenza, e potrete andare a vedere nel dettaglio che cosa offrono. Plan Your Future è un'altra piattaforma molto interessante dove potete trovare sia delle testimonianze di studenti che hanno fatto un percorso ITS, sia anche delle descrizioni di percorsi universitari. E infine un video veloce su che cosa sono gli ITS. Vi lascio le mie coordinate, i miei recapiti, perché per qualsiasi informazione o chiarimento sono a disposizione. In bocca al lupo per il vostro esame di Stato e buon futuro, ragazzi!